autorità, signore e signori, il primo comando delle forze di difesa e la civica amministrazione di Vittorio Veneto desiderano ringraziare quanti, qui presenti, testimoniano affetto e simpatia verso le forze armate. Come tutti saprete, siamo alla vigilia di un avvenimento di rilevante portata non solo per la città, ma per l'intera collettività nazionale, giacché la cerimonia che domani porterà Vittorio Veneto, il Presidente della Repubblica, sarà la celebrazione ufficiale e conclusiva dell'ottavo decennale della fine del primo conflitto mondiale. Come ormai tradizione, in questa serata di vigilia, il primo comando delle forze di difesa ha sempre offerto alla comunità vittoriese, di cui da sempre si sente parte integrante e viva, un concerto dei propri complessi bandistici. 10 anni fa, quando celebrammo in questo stesso teatro il 7° decennale, potevamo apprezzare la bravura della banda dell'esercito e del complesso inglese Albert Band, entrambe costituite di elementi professionisti. Oggi invece si esibiranno 3 complessi musicali formati esclusivamente da giovani militari di leva. Sono qui tra noi la banda della Brigata Meccanizzata Sassari, la fanfara della 132esima Brigata Corazzata Ariete, la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, e il coro alpino della Brigata Alpina Iulia. I 3 complessi musicali apriranno la serata eseguendo congiuntamente, sotto la direzione del maresciallo Davide Crisanti, l'inno nazionale. La prima parte della serata la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, costituita nel 1986, è il complesso musicale più giovane dei 3, è organico al 4° Reggimento Genova Cavalleria di stanza in Palmanova ed è costituito di soli militari di leva che vantano precedenti musicali professionali o amatoriali. L'appartenenza a detti complessi non esenta il personale dai normali compiti connessi con il servizio militare.
diretta dal maresciallo Davide Grisanti, la fanfara Pozzuolo del Friuli eseguirà nell'ordine la marcia del principe Eugenio, parata di eroi, Grussen-Vanhausen, piazza di Siena, notte in allegria.
La musica ed il canto sono da sempre un elemento fondamentale della vita del soldato. Ancora oggi, nelle lunghe serate trascorse negli accampamenti, durante le attività addestrative ed operative, lontani dai centri abitati ed anche all'estero nelle missioni di pace, il canto e la musica riempiono la solitudine di tanti soldati nei momenti di acuta nostalgia. Poche note ed il pensiero vola a casa, alla fidanzata lontana, ai ricordi più cari. È ora la volta della fanfara della 132esima Brigata Corazzata Ariete, che costituita nel 1949 è inquadrata nell'11° Reggimento Bersaglieri. Il 4° battaglione di questo reggimento, il 30 ottobre del 1918, è entrato per primo a Vittorio Veneto unitamente al reggimento Lancieri di Firenze. La fanfara è diretta dal maresciallo Antonio Miele ed eseguirà Flic Floc, Le campane di San Giusto, Purpurì di canti di trincea, Fantasia bersaglieristica, Il silenzio.
precedentemente, nelle prime ore del 30 ottobre del 1918, una colonna celere costituita da 6 squadroni del reggimento Lancieri di Firenze e dal 4° battaglione ciclisti dell'11° reggimento Bersaglieri entrava a Vittorio Veneto da Porta di Zarda, liberando di fatto la città. Memore di questa felice circostanza, il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, nella seduta del 15 maggio, ha voluto concedere all'11° Reggimento Bersaglieri, che ricordo è qui inquadrato nella Brigata Corazzata Ariete ed è stanziato in Orcenigo in provincia di Pordenone, la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione. Il Consiglio Comunale, il giorno 15 maggio, premesso che ricorre quest'anno l'80° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e Vittorio Veneto, città legata profondamente a tale evento, si appresta a celebrare solennemente la ricorrenza attraverso iniziative che, partendo dal ricordo di quell'ormai lontano e glorioso avvenimento, abbiano il significato, oltre che celebrativo, di riflessione e quindi culturale, al fine di valorizzare i temi della pace e della convivenza fra i popoli. Che anche in questo contesto la città desidera esprimere ancora una volta la propria riconoscenza ai combattenti che in nome degli ideali di libertà e indipendenza l'hanno liberata dall'occupazione di un esercito straniero, restituendo con ciò la pace all'intera nazione. Ritenuto di farlo attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria all'11° Reggimento Bersaglieri, appartenente al 1° Comando delle Forze di Difesa, con sede in Vittorio Veneto, all'epoca dei fatti denominato 11° Battaglione Bersaglieri Ciclisti e inquadrato nell'8° Corpo d'Armata, una delle unità entrate per prime in Vittorio Veneto, nella giornata del 30 ottobre del 1918 ed accolte dalla popolazione con manifestazioni di entusiasmo, quali portatrici di pace dopo gli anni delle sofferenze legate agli eventi bellici. Rilevato che anche per quei fatti d'armi, oltre a quelli compiuti nell'agosto 1918 nella zona di Monfalcone, l'11° Battaglione Bersaglieri Ciclisti meritò la medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione. Incaricato di aggirare la stretta di Serravalle, riusciva ad avere ragione dei soverchianti forze nemiche, fortemente trincerate, catturando prigionieri, mitragliatrici e cannoni. Revine Lago, 30 ottobre 1918. Dato atto che la storia di Vittorio Veneto è in qualche modo legata per gli avvenimenti del 15-18 a quella dell'11° Battaglione Bersaglieri Ciclisti, anche per il fatto che le 2 medaglie d'oro vittoriesi, Camillo De Carlo e Alessandro Tandura, impiegati in determinanti azioni di comunicazione tra la città occupata dall'esercito austriaco e i reparti italiani attesi sul Piave, mantennero nel corso del 1918 importanti contatti con il capitano Luigi Ardonio e con Don Appolino Piazza, entrambi in forza all'11° Bersaglieri Ciclisti, tesi a facilitare le operazioni di liberazione della città. A maggioranza di voti delibera di conferire all'11° Reggimento Bersaglieri, per il tramite del suo comandante, colonnello Sergio Santini, la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. Invito il sindaco, professor Antonio della Libera, ed il colonnello Sergio Santini, comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, a salire sul palco. Grazie. Ringrazio innanzitutto il 1° Comando Forze Difesa che ha offerto alla città questa suggestiva manifestazione che introduce alla grande celebrazione di domani la presenza del Capo dello Stato. E mi è grata l'occasione per consegnare al comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, dico giusto, la onorificenza
cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. I bersaglieri oggi sono gli eredi naturali di quel 11° battaglione che, come si è detto, la mattina del 30 di ottobre entrò a Vittorio Veneto. Io conosco anche qualche particolare in più. Si fermarono alla fontana di Salsa per attingere acqua e poi proseguirono verso Serravalle e compirono l'ultima impresa, l'accerchiamento del nemico ormai in fuga. Arrivarono per primi, si è detto, arrivarono per primi perché i bersaglieri sono abituati a correre e anche perché avevano la bicicletta. Ma penso non sia questo il fatto importante. Il fatto importante è che quando arrivarono in città ci fu un abbraccio grande con la popolazione vittoriese. E i cronisti più sensibili ci dicono che i bersaglieri e assieme a loro i lancieri di Firenze si strinsero assieme alla gente e confusero le loro lacrime con quelle della popolazione, e le campane suonavano e improvvisamente da tutte le parti spuntavano i tricolori. Ora sono passati molti anni, sono passati 80 anni, e io credo che al reggimento bersaglieri di oggi vada consegnato questo abbraccio, e in questo sta il significato vero e profondo di questa cittadinanza onoraria. La popolazione che aveva subito un anno di sofferenze, di fame, di epidemie, di bombardamenti, e i bersaglieri e l'esercito. Quindi una liberazione, ecco il vero significato, una parola che anche oggi è sempre attuale, è sempre vera. Io credo che cambiando i tempi però l'obiettivo e il significato è sempre lo stesso, e domani nella celebrazione dell'80° è proprio questo che noi vogliamo dire a tutti, ai cittadini di Vittorio Veneto. Non ci riuniamo semplicemente per ricordare, ma ci riuniamo domani in piazza per lanciare un messaggio di liberazione dalle violenze, di speranza, un messaggio di pace. Ed è questo lo spirito con cui consegno al colonnello Santini l'onorificenza della cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. Grazie a lei, signor Sindaco, da parte dell'11° Reggimento Bersaglieri, grazie al Consiglio Comunale per aver deliberato questa alta concessione. Grazie a tutta la cittadinanza. Dall'ormai lontano 1° gennaio 1953, il comando del 5° Corpo d'Armata, oggi primo comando delle Forze di Difesa, è stanziato nella nostra città. Esso è, senza dubbio, l'organizzazione più emblematica della città della Vittoria ed è stato per decenni il comando più significativo dell'esercito, in quanto posto a salvaguardia dei confini orientali della patria in un periodo, quello della Guerra Fredda, in cui tale esigenza era drammaticamente reale e molto sentita. I suoi reparti nel 1953 consentirono a Trieste di ricongiungersi alla madre patria, e come dimenticare l'impiego del 5° Corpo d'Armata in un settore delicato come quello del Monte Pasubio. Memore di questa e di tante altre benemerenze, il Consiglio Comunale ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria al 1° Comando delle Forze di Difesa con la seguente motivazione. Il Consiglio Comunale, giorno 15 maggio,
premesso che ricorre quest'anno l'80° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e Vittorio Veneto, città legata profondamente a tale evento, si appresta a celebrare solennemente la ricorrenza attraverso iniziative che, partendo dal ricordo di quell'ormai lontano e glorioso avvenimento, abbiano il significato, oltre che celebrativo, di riflessione e quindi culturale, al fine di valorizzare i temi della pace e della convivenza fra i popoli. Che anche in questa occasione, come in molte altre, si è rivelata preziosa la collaborazione con il primo comando delle forze di difesa, già quinto corpo d'armata, che ha legato il suo nome a quello di Vittorio Veneto fin dal 30 settembre del 1952, quando il comando si insediò in città. Che nel corso di questi anni si è sempre operato nella direzione di una auspicata intesa tra il consistente nucleo delle forze armate presenti in città, rafforzando le relazioni già esistenti tra il personale militare e la comunità civile. Che gli spontanei rapporti di collaborazione tra il Comune e il primo comando delle forze di difesa hanno trovato opportuna regolamentare nel protocollo d'intesa sottoscritto il 25/9/93. Rilevato che l'occasione delle celebrazioni dell'80° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, cui il quinto corpo d'armata schierato nel Trentino diede importante contributo, sia significativa per esprimere un segno di riconoscenza e di amicizia altamente simbolico. Ritenuto pertanto di conferire al primo comando delle forze di difesa, già quinto corpo d'armata, la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto, a maggioranza di voti delibera di conferire al primo comando delle forze di difesa, già quinto corpo d'armata, per il tramite del suo comandante, tenente generale Carlo Ciacci, la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. Prego il generale Carlo Ciacci di voler salire sul palco. Signor Generale, mi permetta una confessione, mi veniva più bene il quinto corpo d'armata. Avendo cambiato nome ho qualche difficoltà. Ecco, ho veramente il piacere di conferirle la cittadinanza onoraria, perché questo suggella un patto di amicizia che la città ha stabilito con il suo comando militare. Un patto di amicizia e di collaborazione che per Vittorio Veneto ha significato soprattutto una presenza prestigiosa e una presenza a cui i cittadini vittoriesi hanno sempre guardato con simpatia, una presenza che ha trovato così la sua consacrazione in quel protocollo d'intesa sottoscritto alcuni anni fa a sancire appunto un'amicizia, una collaborazione che non è mai venuta meno e che anche in questi giorni, in queste ore, si è manifestata in maniera veramente notevole. Ecco, nel conferirle la cittadinanza onoraria, io vorrei in questo momento idealmente conferire la cittadinanza di Vittorio a tutti i militari che in questi anni sono impegnati in varie parti del mondo in missioni di pace, in missioni umanitarie. È un nuovo modo di vivere i nostri rapporti, è un nuovo tipo di osmosi tra cittadini e le proprie forze armate, di cui voi siete un esempio. Io credo allora che questa sia veramente l'interpretazione che noi dobbiamo dare a questa onorificenza, una nuova collaborazione ma in prospettive di pace, in prospettive di solidarietà, in prospettive di difendere i più deboli, coloro che anche in questi anni soffrono le ingiustizie e le violenze di guerre sparse qua e là per il mondo. Ecco, signor Generale, questo è lo spirito che noi vogliamo esprimere e che esprimeremo anche domani davanti al Presidente della Repubblica. Grazie.
Sindaco, se ci fosse Verdone qua direbbe il quinto corpo d'armata era mitico, mitico per chi è cresciuto come me nelle forze armate dopo la guerra, e mi sono presentato qua ben dopo il 52. Il quinto corpo d'armata era il corpo d'armata per eccellenza, nessuno si sognava di dire il quinto corpo d'armata. Detto il corpo d'armata, tutti capivano di cosa si trattava. Non le nascondo che quando venivo qua, sempre rigorosamente convocato, perché non mi sognavo di comparire senza un invito specifico, che chiamo invito per buona maniera, ma era un ordine perentorio, mi lucidavo accuratamente le scarpe e mi facevo stirare la divisa, perché non finivano mai in gloria le cose quando si arrivava qua. Era un bellissimo corpo d'armata e un bellissimo comando al giorno d'oggi. Un comando che vive insieme a voi da moltissimi anni. Nell'immediato dopoguerra, per chi non lo ricorda, gli alti comandi stavano a Padova e a Udine. Poi a un certo momento si è scelto di scindere le funzioni e il corpo d'armata operativo, quello che doveva difendere la frontiera, è venuto qua a Vittorio Veneto non casualmente. Poteva andare a Treviso, poteva andare a Udine stesso, poteva andare in un altro qualsiasi posto. Ha scelto Vittorio Veneto ovviamente per i significati profondissimi storici legati alla vittoria della Prima Guerra Mondiale, legata a sentimenti che l'esercito aveva dentro e, non neghiamolo, anche a un bisogno di sentirsi in un posto amico dopo una guerra perduta e durante una fase di ricostruzione che era molto difficile. Viviamo con voi da moltissimi anni, io credo anche senza darvi grossi fastidi, perché altre piccole cittadine hanno sopportato in questi anni la presenza di migliaia e migliaia di militari. Qua invece c'era, e c'è tuttora, un comando molto importante, ma il comando è fatto quasi solo di quadri, i soldati sono pochi. E in genere sono molto amabili perché sono pochi, frequentano le pizzerie, si diluiscono in mezzo alla popolazione e non danno fastidio a nessuno. Questo credo che sia anche una delle componenti per cui i nostri rapporti di città di Vittorio Veneto e comando sono stati così felici. Il signor Sindaco ha detto una cosa molto importante: le forze armate, seguendo la politica del proprio paese, che naturalmente si adegua all'evolvere delle situazioni mondiali, non temono più la guerra in casa propria. Vengono preparate, tenute in vita, perché svolgano un altro compito che è volto ad aiutare altri a realizzare situazioni di pace che noi in Europa, dopo essersi scannati per 2000 anni, abbiamo finalmente raggiunto. Ma il soldato ha una caratteristica: il paese spende moltissimo per noi. Spende moltissimo per poter avere un'ultima carta da giocare quando tutte le altre organizzazioni non sono più in grado di assolvere, di far fronte alle situazioni che si stanno verificando. Parlo delle catastrofi naturali, del bisogno di andare in altri paesi ad aiutare altri popoli e così via. Quindi il soldato di pace o di guerra è sempre un soldato o è sempre un cittadino che si prepara in maniera tale che quello che per gli altri è eccezionale per lui sia la normalità. Lui deve essere pronto psicologicamente a considerare il pericolo, la fatica, la sofferenza, l'abbandono dei propri interessi per correre altrove il suo normale. Non è una cosa da poco. E io, dopo che avete visto questi ragazzi che suonavano e che sono un campionario dei giovani che noi abbiamo nelle caserme, l'unica cosa che riesco a dirvi veramente col cuore: vogliate bene ai vostri soldati.
Dopo questa breve ma significativa parentesi, passiamo dalla musica suonata alla musica cantata, e quale miglior interprete del coro della Brigata Alpina Giulia. Il complesso corale, come le bande e fanfare, è costituito con personale di leva particolarmente portato al canto. È diretta dall'alpino Federico Crisanaz ed eseguirà Bombardano Cortina, Monte Nero, Di qua al di là di Piave, Stellutis Alpinis, 33, Signore delle Cime. Signore e signori, autorità civili e militari, buonasera. Il coro della Brigata Alpina Giulia è una tradizione consolidatasi dagli anni 70, così come per la Brigata Alpina Taurinense e la Brigata Alpina Tridentina. Esso risponde all'esigenza di mantenere sempre vivo il valore dei canti di vita militare che hanno saputo rappresentare la genuinità popolare e che meglio di qualsiasi altra cosa hanno saputo limitare la nostalgia dei propri affetti, l'abitudine alle condizioni più drammatiche e la malinconia delle situazioni più dolorose. Tutto questo per conservare una risorsa sentimentale dalle grandi potenzialità consolatorie, che si esprime proprio attraverso la tradizione delle nostre valli e i caratteristici valori umani e sentimentali delle nostre genti. I componenti del coro sono tutti militari di leva che concorrono ai servizi ed alle attività addestrative. In particolare, merita sottolineare che il personale si rinnova mensilmente, sostituendo i congedanti con i nuovi arrivati. Nel giro di 8-9 mesi esso risulta completamente rinnovato. Il nostro coro, attraverso l'espressione di capacità e di rigore musicale, vuole fornire anche testimonianza degli stessi valori che caratterizzano l'impegno della Giulia nell'esplicazione delle diverse attività addestrative, operative e gestionali. Il coro ringrazia per il calore, l'affetto e la simpatia di cui è sempre stato oggetto ed esprime il piacere di essere qui tra voi. È la notte del 10 luglio 1916. Gli alpini del quinto raggruppamento in Valle Costeana si preparano a far esplodere il castelletto della Tofana. Nell'armonizzazione del maestro Pigarelli, il coro eseguirà Bombardano Cortina. Bombardano Cortina, poi là, dicono che gettan fiori, poi là, nemici traditori, e giù da l'ora, subito fora, dovete andare, e giù da l'ora, subito fora, dovete andare, passando per Aunozzo, poi là, vedete forno orizzonto, poi là, ma sempre senza un soldo, avanti, oh vade alpini, che sui confini siamo arrivati, avanti, oh vade alpini, che sui confini siamo arrivati, e proseguendo poi là, per Valle Costeana, poi là, giunti sul lago Fana, su quella vetta la baionetta scintillerà, su quella vetta la baionetta scintillerà,
mondiale, fronte orientale. Gli alpini combattono per difendere i confini della patria sulle dure pendici del Monte Nero, pagando un durissimo prezzo. Molti giovani alpini rimangono sulle rocce, sulla neve del monte, sotto lo sguardo disperato dei superiori, impotenti di fronte a un nemico. Nell'armonizzazione di Efrem Casagrande, Monte Nero. Canzone degli Alpini, tra le più popolari, nacque spontaneamente nel corso della Prima Guerra Mondiale, quando l'armata italiana si attestò sulle sponde del Piave, riuscendo ad arginare la travolgente avanzata nemica. Uno degli avamposti, è rimasto famoso, faceva capo all'osteria Zanin, che qui si vuol ricordare. Il coro presenta Di qua di là dal Piave. Qua di là dal Piave ci sta uno sterino. Di qua di là dal Piave ci sta uno sterino. Non c'è da bere, da mangiare d'un buon letto, da
e dopo aver mangiato sì che vegnerea per una volta sola. Però ti prego, lasciarmi sola che son figlia da marità. Però ti prego, lasciarmi sola che son figlia da marità. Se sei da maritare, dove mi dirlo qui. Se sei da maritare, dove mi dirlo qui. Perché sei stato, invece alpini non sei figlia da marità, perché sei stato, invece alpini non sei figlia da marità. La canzone a ritmo di marcia, detta dagli alpini 33, nata in Francia ad opera di Destel e Travé, è la più famosa marcia degli alpini e pezzo d'obbligo per ogni fanfara. Il coro della Brigata Alpina Giulia la propone nell'armonizzazione di Mario Lanaro, imitando le sonorità della fanfara stessa, sebbene ad un ritmo più incalzante, per suscitare maggiore entusiasmo e salutare allegramente il pubblico. Il coro presenta 33. Dai figli detti del villaggio, i bravi alpini son partiti, mostra la forza ed il coraggio della rosa
Signore delle Cime è una preghiera nata per la morte alpinistica di un caro amico di Pepi De Marti, ma è anche la preghiera che ogni alpino vuole sentirsi cantare nel momento in cui va avanti, perché qualcuno interceda per lui nel chiedere la frequentazione delle montagne, le montagne del paradiso. Con le parole e la musica di Pepi De Marti, Signore delle Cime. La nostra piacevole serata va concludendosi, ma il finale prevede ancora l'esibizione di un complesso musicale che viene da molto lontano. È la banda della Brigata Meccanizzata Sassari
qui giunta dalla bella, lontana, ma molto vicina ai nostri cuori, forte terra di Sardegna. La Brigata Sassari è la brigata più decorata del primo conflitto mondiale. Di lei si dice 3 volte distrutta, 4 volte ricostruita. È diretta dal maresciallo Andrea Azzeni ed eseguirà Dimonios, che è l'inno della brigata, inno sardo, No poto reposare, Badde lontana, Is launeddas, Trallallera.
conoscenza, siamo volta a mesa, si vota su saluto che sa brigata sassarella. Partiu dessa Sardegna, tu in compagnia, si volta su saluto con pregio e allegria. Ed eu a cantai da vivo e da sigo e augurato a tutti tanti saluti e trigo. Cante bello su mari azzurre e risplendenti, ringrazio te coro a questa brava gente. Cantando tra l'allera una cosa solo un'hai, chi m'ha fatto crescere ai noi ben assonai. O fai questo canto, posato e s'aggiudai, la voce crustazza e rialzo, avanti forza varis. In questo bello braccio fatto buona sorte, a Sibiri in saluti, a tutti buonanotte. Sono il caporal maggiore Pilloni, come tutti avete visto appartengo alla banda della Brigata Sassari. Voglio leggervi la piccola storia della banda della Brigata Sassari. Costituita nel 1988, la banda della Brigata Sassari ha ereditato la tradizione delle disciolte bande reggimentali e ha tenuto la sua prima esibizione pubblica il 4 novembre dello stesso anno a Cagliari, in occasione delle feste delle Forze Armate. La banda è formata da circa 30 militari, cui si salda un drappello di tamburi imperiali con mazziere. Il repertorio della banda varia da quello tipico delle formazioni militari a quello classico, con brani di Rossini, Verdi, Pudu, Sousa, Beethoven e altri compositori. Oltre a partecipare alle manifestazioni militari, la banda si è esibita in occasione di maggiori avvenimenti sportivi, anche a carattere internazionale, che si sono svolti in Sardegna. Intensa l'attività concertistica in tutta l'isola e in Italia. Dalla sua costituzione la banda è diretta dal maresciallo ordinario Andrea Zeni. Grazie.
Con l'esibizione della banda della Brigata Sassari il concerto è giunto al termine. Sono certa di interpretare i sentimenti di tutti, ringraziando le Forze Armate e il primo comando delle Forze di Difesa per questa magnifica serata che resterà per tanto tempo nel cuore di tutti noi. Un particolare grazie vada ai comandi delle brigate Sassari, Giulia, Ariete e Pozzuolo del Friuli, che con la loro disponibilità hanno reso possibile questa serata. Signore e signori, buonasera.